Gli amministratori di Stintino ci hanno creduto subito, soprattutto quelli più giovani come l'assessore al turismo Angelo Schiaffino. Ora i risultati iniziano a vedersi. Stintino risulta cliccatissima negli spazi virtuali, nel sito internet del comune e nel land Sardinia in Second Life, il mondo elettronico che si può esplorare inviando i propri avatar, i personaggi con sembianze umane che rappresentano chi sta dietro il computer. Regolarmente chi visita Stintino nel suo spazio tridimensionale in Second Life poi accede al sito del comune per avere informazioni dettagliate sul paese reale, sui suoi servizi, sulla possibilità di andarvi in vacanza. È un modo attualissimo per catturare l'attenzione dei potenziali visitatori in tutto il mondo, come ci spiega Marco Pireddu, che insieme al fratello Mario è titolare del Land Sardinia in Second Life. Noi abbiamo ricostruito a Stintino un pezzo della spiaggia della Pelosa e anche uno stand di un ufficio turistico dove cliccando sull'insegna ci si può collegare direttamente al sito da lì. Questo secondo me è una grande vetrina virtuale che permette ai comuni ma anche ad altre istituzioni della nostra isola di essere presenti nel mondo. Infatti stiamo predisponendo dei progetti anche per la regione e per le province, perché secondo noi questo è un grandissimo mezzo di comunicazione che mette in contatto le nostre risorse anche umane con tutto il mondo. È stato lo stesso comune di Stintino a diffondere in un comunicato stampa i dati sui contatti virtuali, oltre 9.000 da quando è presente in Second Life.